Assurdo vaccinare uno psicologo di 35 anni. La frase infelice di Mario Draghi ritorna, visto che il governo con il ministro Speranza la campagna vaccinale la vuole gestire cambiando di fatto le carte in tavola. Così si chiude per il momento ai trentenni per dare spazio ai giovanissimi, ovvero i ragazzi tra i 12 e i 15 anni che dal 28 maggio potrebbero vaccinarsi con Pfizer. Tutto questo per rendere sicuro il ritorno a scuola. L'EMA intanto ha già autorizzato. Un cambiare le carte in tavola che la dice lunga sul modo di gestire la campagna vaccinale con le regioni che vanno per conto proprio. Nel Lazio, ad esempio, si sta studiando un piano per vaccinare i trentenni, ma con AstraZeneca, perché le scorte vanno consumate. Un volere a tutti i costi modificare in corso d'opera tutte quante le raccomandazioni. Così ci fanno sentire in balia di questo o di quel politico che dovrebbe essere l'ultimo ad esprimere opinioni. Anzi, un politico, che si tratti anche del ministro della Sanità, dovrebbe parlare dopo aver ascoltato i cosiddetti esperti. Invece è proprio Speranza che vuole somministrare i vaccini agli adolescenti, imitando gli Stati Uniti e scavalcando tutti gli altri soggetti che potrebbero avere anche loro un ruolo chiave nella diffusione del virus. Il governo Draghi era nato per recuperare tempo e fiducia dei cittadini, poi si decise di lasciare al suo posto proprio Roberto Speranza, le cui uscite adesso non servono certo a creare serenità tra i cittadini, ma creano soltanto una legittima reazione da parte di chi, lavorando e avendo continui contatti, non ci sta proprio a vaccinarsi solo dopo i bambini delle scuole. E su questo assurdo sarebbe interessante ascoltare il commissario Figliuolo, lui che ha il compito, almeno dovrebbe avere, di gestire l'emergenza.